È tutto pronto per l'evento più atteso dell'anno, un gol per la solidarietà che è giunto alla sua 17ª edizione. Lo stadio Angelo Massimino diventa teatro di un quadrangolare spettacolare, dove si giocheranno delle partite tutte con un'unica maglia, una partita contro il bullismo. Marti, ci sono anche io. Ma che ci fai qui, Edoardo? Sono pronto a giocare per i giornalisti e a vincere anche quest'anno 17ª edizione per un gol per la solidarietà. Siamo pronti e ci vediamo in campo. Per un evento che va ben oltre lo sport. Restate con noi. Siamo con Luca Napoli, ideatore e anima di questa manifestazione. Ci parli un po' di questa manifestazione? Ma diciamo che nel corso degli anni questo evento ormai ha preso più binari, sfondo sociale, sportivo, artistico, ormai siamo diventati punto di riferimento per un evento di beneficenza a livello nazionale e siamo orgogliosi di aver avuto in campo tantissimi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti uniti per combattere questo fenomeno, ovvero il bullismo, e quindi cerchiamo di veicolare messaggi positivi per dire no alla violenza. Assolutamente quello di questa giornata, perché oggi il bullismo è uno dei temi che va ricalcati, perché sui social, soprattutto sui social e nella vita di tutti i giorni, e quindi è bellissimo poter essere qui a sostenere questo messaggio. Con tantissime scuole davanti, tra l'altro. Tantissime, infatti è bellissimo vedere tutti i ragazzi ed è tutto bello, c'è un'atmosfera incredibile. Allora, che emozione si prova a ritornare allo stadio Angelo Massimino? Grande emozione, è inutile dire che questo è un campo che deve stare a un livello altissimo. Io spero che anche i calciatori di oggi siano qua a vedere l'atmosfera che c'è, che è quella che dovrebbe esserci ogni domenica. È importante anche perché è giusto che le istituzioni appaiono in maglietta a maniche corte e pantaloncini per far vedere che sono persone normali come tutti, e nello stesso tempo che lancino quel messaggio che in questo caso, oltre che essere di coesione, è anche di attenzione per i nostri giovani, perché molte volte i nostri ragazzi scherzano anche innocentemente, se vogliamo, ma non si rendono conto degli effetti dirompenti sulla sensibilità di qualcuno che magari è più fragile. Diventa questo un momento importante soprattutto per dare una dimostrazione d'insieme di una città che mi auguro poi sempre più coesa vada verso il cambiamento che auspichiamo, perché è questa la direzione che dobbiamo intraprendere. Stefania, allora tu racconti spesso storie di difficoltà, mentre oggi Catania si distingue per un messaggio estremamente positivo. Che emozioni provi ad essere qui? Guarda, in realtà noi siciliani spesso, come dire, abbiamo messaggi belli, siamo persone di cuore, quindi quando c'è da stringersi intorno a una causa e fare la nostra non ci tiriamo mai indietro, per cui ancora una volta Catania conferma che è la città con grande cuore. Dopo il club bianco-celeste, anche la città di Catania ti mostra il suo sostegno. Qual è l'emozione di essere qui oggi? È un'emozione veramente unica calcare questo campo da arbitro. Una manifestazione che tu conoscevi già? Sì, una manifestazione che secondo me è molto forte anche a livello mediatico e questo fa molto piacere, quindi per me è stato un onore appunto ricevere questo invito e rappresentare un'iniziativa così importante che porta avanti dei messaggi davvero forti e che non vanno mai messi da parte. L'arte, lo sport, insomma chi ha un seguito, oggi si chiamano followers, ecco, chi ha dei followers ha il compito morale anche di educarli i propri followers laddove ce ne sia bisogno, e siccome il bullismo c'è ed è evidente, evidentemente c'è bisogno che qualcuno venga educato meglio.